Qui ci sono dei giornali dell'epoca, qui si vede l'area da cui si è sviluppato il sisma. Questa è la città di Messina. Si vede il piano baraccato. Ma infatti la ragazza anche se casava sempre In Rete Italia si può fotografare tanti feriti. Questa è l'illustrazione lui è un altro. a domani del Corriere. Ha fatto 18-1, questo. Io non ho dovuto fare che non vengono, posso venire a criticare. I giornali italiani fanno vedere così sempre i piemontesi che aiutano. Questa è la documentazione, finalmente qui si vedono, invece degli italiani si vedono i russi. Quando ho letto la professoressa, no, ora io sono all'università, quando faccio le lezioni di storia, non faccio la prima non lavora, prima di fare le storie non mi mette più. Sempre gli italiani, ecco la domenica del Corriere, i piemontesi, e qui ci sono i carabinieri che sparano su due che stavano aprendo una via. Gli orfanelli. Sempre gli italiani, la tribuna illustrata. E qui c'è la duchessa d'Austria. Qui abbiamo il pontefice Pio X che riceve centinaia di bambini rimasti orfani in seguito al terremoto di Messina, da lui raccolti negli ospizi. Questo invece è un ragazzo scampato al terremoto di Messina, trovato addormentato in una via di Parigi dove giunse a piedi. Non l'avevo mai lo Ischiosi è la malattia come noi ischiosi, è la pelle come quella dei pesci. Lo so. La gloriosa bandiera dell'Università di Messina, rinvenuta fra le macerie e portata poi in salvo in trionfo. Secondo me. Roosevelt incontra il re d'Italia in mezzo alle macerie. L'ora, il re e la regina sulle rovine di Messina. Sicilia e Calabria devastate dal terremoto. Il Duomo di Messina prima del terremoto, la fontana di Orione rinascimentale. Il giardino pubblico intitolato a Mazzini,
Era quello dell'antico piano di San Giovanni, compreso fra il torrente Boccetta e la chiesa di San Giovanni di Malta e via Garibaldi. La recinzione in pietra, salvo i pilastri e le ringhiere, si conserva in parte ancora oggi. Il monumento sullo sfondo è dedicato a Mauro Liga. Sepolto nella vicina chiesa. Sullo sfondo il grandioso edificio già a casa dei Gesuiti, intitolato a San Francesco Saverio.